Grazie. Io ringrazio l'associazione Nino Cardus dell'occasione e penso di bene interpretare lo scopo con cui l'associazione sta svolgendo questo intenso lavoro di formazione e di animazione culturale se do un taglio a ciò che sto per dirvi prevalentemente culturale, non un taglio tipicamente politico. Intendo dire che penso sia corretto evitare in questa sede toni apologetici delle proprie posizioni e cercare di svolgere un ragionamento il più possibile informativo e il più possibile utile a chi voglia farsi un'idea di questi temi e il meno possibile incardinato sui motivi di scontro politico in atto adesso in Sardegna, perché quando si approfondiscono questi temi è bene farli in un contraddittorio. Io affronterò il tema che mi avete detto troppo ampio, per cui ci vorrebbe una serata a più voci, secondo una impostazione che io ho maturato negli ultimi anni, di cui sono fermamente convinto e di cui adesso vi do conto. Però siccome voi avrete la fortuna di ascoltare uno specialista di storia dell'amministrazione pubblica qual è il professor Melis, e poi avrete la fortuna di avere qui il professor De Muro, che è uno dei padri della legge statutaria, dei padri tecnici, nel senso che lui è tra i tecnici che ha elaborato la proposta trasmessa dalla Giunta al Consiglio e poi discussa dal Consiglio. Io penso di avere un ruolo differente, cioè non quello di illustrarvi una storia che si dipana lungo la cronologia delle leggi approvate dallo Stato, dalla Regione, eccetera, eccetera, ma che cerca di focalizzare qual è la valenza strategica di certe scelte, di certe svolte che ci sono state in Sardegna, in Italia e in Europa. Fatta questa premessa, uno degli errori che a mio avviso non si deve fare quando si parla di autonomie locali, che vuol dire di gestione del potere locale, è quello di farlo prescindendo dalla valutazione del contesto internazionale in cui i poteri si sono confrontati e si confrontano. Faccio immediatamente un esempio. Il primo modello di amministrazione pubblica che noi recepiamo qui in Sardegna è il modello adottato dal Piemonte dopo la fine dell'era napoleonica, ed è un modello napoleonico fortemente centralizzato, con i funzionari dello Stato in periferia a governare la periferia. Noi siamo talmente abituati all'idea che i paesi eleggano i propri rappresentanti per governare la comunità che abbiamo dimenticato il lungo periodo in cui la periferia era governata da funzionari centrali dello Stato. Perché voi lo sappiate, i primi sindaci eletti sono della fine dell'Ottocento, sono del 1810. Il modello che noi conosciamo con la funzione perfetta del 1848 è il modello napoleonico. Uno Stato fortemente centralizzato che governa con i propri funzionari il territorio. L'impatto di questo sistema fu per la Sardegna devastante, perché dietro un'organizzazione di questo genere c'è anche un sistema fiscale di un certo tipo, a cui la Sardegna non era minimamente adatta e che produsse una crisi economica di cui
i fautori della fusione col Piemonte nel 1848 si pentirono, ma dissero: beh, ma come potevamo prevedere che l'aggancio alla modernità, perché quella era la modernità, la Francia era lo stato meglio organizzato del tempo, il Piemonte mutua l'organizzazione dalla Francia, noi vediamo nell'organizzazione del Piemonte, che era lo stato allora che rappresentava il percorso alternativo alla modernità rispetto all'Austria, nel Lombardo-Veneto, noi guardiamo al Piemonte come la modernità, ci fondiamo, adottiamo quel sistema ha un rimbalzo sul fisco che impoverisce terribilmente la Sardegna, ma che anche i fautori di quella grande riforma ritennero a posteriori impossibile da prevedersi. Pensate che per un lungo periodo questo modello è rimasto chiuso fuori. Per un lungo periodo questo modello rimane quello vigente. Perché? Inizialmente perché adottato appunto dal Piemonte per gli stati del Regno di Sardegna come il modello più efficiente. Dopo il 1861 questo modello fortemente centralizzato, per capirci, quando si parla di un modello fortemente centralizzato significa che c'è anche un bilancio gestito centralmente, c'è una fiscalità gestita centralmente. Questo modello perché viene mantenuto nell'Italia unitaria? Perché appena si realizza l'unità d'Italia si ha paura di aprire ai livelli di rappresentanza locale, cioè di consentire subito che le comunità si governino per una parte dei poteri a loro permessi o che si intende permettere loro di esercitare, perché l'Italia è uno Stato fortemente fragile per un lungo periodo. Il sud dell'Italia, questa storia purtroppo viene svolta male nelle scuole, il sud dell'Italia per un lungo periodo non è un sud convintamente integrato nel nuovo Stato, e allora lo Stato, per paura, per le ragioni dell'unità nazionale, mantiene quel modello centralistico di cui vi parlavo prima, che è di matrice napoleonica. Un modello che, badate, non produce efficienza. Noi possiamo avere l'idea, ma insomma, se tutto ciò che avviene in periferia è controllato dal centro, c'è ragione di avere a che fare con un sistema efficientissimo. No, è un sistema, in Sardegna lo sappiamo bene, che produce corruzione, che produce una burocrazia che non rispetta il diritto del cittadino, ma prevarica il cittadino in ragione del vantaggio dello Stato, e lo Stato non è detto che abbia sempre ragione. Però questo modello regge fino a un certo punto, regge fino all'età giolittiana, quando appunto l'emergere di tensioni sociali, ma anche un altro elemento che va tenuto bene a mente, e cioè il fatto che si comprese che era più semplice realizzare l'unità d'Italia adottando al nuovo Stato il notabilato locale piuttosto che presidiando con gli eserciti ogni zona e ogni millimetro del paese, portò alla fine dell'Ottocento alle prime aperture, per cui i prefetti cominciarono a non essere più i presidenti di provincia, i consigli comunali cominciarono ad essere elettivi. Ci siamo, ma siamo a fine Ottocento, cioè siamo in una fase in cui poi arriva il conflitto mondiale e arriva il fascismo, e questo elemento di diffusione, diciamo, del potere in maniera tale che ogni comunità potesse democraticamente esprimere il proprio governo secondo le leggi dello Stato, si interrompe per tutto il ventennio fascista. Allora, mettiamo un punto su questo. Stiamo facendo una carrellata storica a passi veramente raggiganti.
Mettiamo un punto. Il modello di Stato che l'Italia adotta dalla sua formazione fino all'epoca fascista, e con l'epoca fascista questa forte centralizzazione si sposta ulteriormente in avanti e arriva fino quasi alla fine del conflitto, insomma, del secondo conflitto mondiale. Non ha una giustificazione questo modello di Stato, questa articolazione del potere necessaria, cioè la realtà mi obbliga a organizzarmi in questo modo perché questo è il modello più razionale. Ha una motivazione politica, prima perché è il modello tipico di uno Stato che vuole realizzare l'unità d'Italia e si sta preparando militarmente il Piemonte e quindi centralizza molto, gestisce molto oculatamente le risorse fiscali, eccetera, eccetera. Poi è giustificato questo modello dal fatto che è uno Stato troppo fragile e ha bisogno di consolidarsi. Ed è uno Stato che vive nell'Europa del tempo schiacciato da grandi potenze, cioè dalla Francia e dalla Germania. E deve stare in quel conflitto, perché deve stare in quel gioco, perché ha sempre il problema di che cosa? Dei territori italiani che non sono dell'Italia, che si risolvono nel 1918, l'unità d'Italia si realizza nel 1918. Queste motivazioni rimangono per un lunghissimo periodo, dal 1800 per noi sardi dal 1848, per tutti gli italiani dal 1861 fino al 1918. E badate, per tutto questo periodo non si parla di regioni, nessuno parla di regioni, si parla di comuni e di province. L'eredità, il relitto di queste impostazioni sono i prefetti. Oggi a un ragazzo delle scuole superiori, se voi chiedete che cosa fa un prefetto, ammettendo che ne conosca l'esistenza, se voi chiedete che cosa fa un prefetto, lui non lo sa. Se voi l'aveste chiesto a un ragazzo che frequentava le scuole, magari dei preti nel 1870, sapeva perfettamente cosa faceva il prefetto, perché era il potere. Per un lungo periodo lo Stato era lo Stato, e in periferia c'erano i rappresentanti dello Stato, i prefetti, e per un lungo periodo i sindaci nominati, poi eletti. Questo modello non nasce dalla realtà che obbligava ad andare in questa direzione, ma nasce da un contesto internazionale di rapporti di forza, di ambizioni, di scelte militari, di politica estera che imponevano un modello di questo tipo. Nasce da una rivoluzione mancata, qual è stato il Risorgimento, che unisce metà dell'Italia ad un sistema, adesso non è questa la sede, ad un sistema diverso qual era quello del Nord Italia, in modo non ragionato, non mediato. Dirò dopo perché era opportuno tenere sempre questo quadro ben chiaro. Non è un caso che i primi che cominciano nuovamente a parlare di regioni, proprio quando purtroppo poi si afferma il fascismo, sono Salvemini e Sturzo, cioè quelli che fanno rinascere nel sud il problema democratico, cioè il problema della necessità di quello che loro chiamavano un decentramento amministrativo. Ma perché ne parlano? Perché parlavano della necessità dei comuni, delle regioni di autogovernarsi? Perché intravedevano in questa strada uno strumento necessario per lo sviluppo, per la pienezza della cittadinanza nello Stato italiano, perché sperimentano quello che mutatis mutandis, cioè cambiarti tutte le cose che si devono cambiare perché il contesto è diverso. Alla fine del Settecento i sardi contestavano i Savoia. Cosa contesta il Sud alla Italia di fine Ottocento? Che il funzionario che va a amministrare realtà che non conosce, che non media, che inibisce la risposta automatica ai bisogni che io posso dare esercitando la mia libertà, alla fine blocca lo sviluppo.
lo incatena in una ragnatela. Questa spinta viene inibita dal fascismo e noi riprendiamo il nostro discorso alla fine della guerra. Anche qui, nei libri di storia si sottovaluta quanto la guerra fredda abbia condizionato la struttura istituzionale degli Stati. Noi abbiamo in Italia una percezione della guerra fredda come una storiella. È stato il contesto internazionale più condizionante dei 50 anni che abbiamo vissuto, non 50 anni, di quasi 50 anni, insomma, di 40 anni fino all'89, che ha condizionato fortemente l'architettura istituzionale degli Stati. Noi questa percezione in Italia non l'abbiamo. Quando si leggono i rapporti che gli specialisti fanno per i ministri degli esteri, le conferenze che gli ex segretari di Stato americani vanno a tenere nelle università ben pagati per dire la verità sugli anni che hanno vissuto nel governo americano, perché quando sono al governo non la dicono dopo, noi capiamo che cosa è accaduto in quegli anni in cui noi abbiamo vissuto da sprovveduti. Perché dico questo? Perché se è vero che le regioni a statuto speciale nascono subito, nascono perché perché in alcune regioni, la Sardegna per ciò che aveva fatto il partito Sardo-Nazione prima dell'epoca fascista, la Sicilia per ciò che per l'indipendentismo, l'irridentismo che c'è stato subito dopo il conflitto mondiale. Le aree di confine, che erano aree sensibilissime, perché il confine est dell'Italia era un confine di guerra con la Jugoslavia di Tito, e oltre l'Austria era già cortina di ferro, cioè avevamo la Repubblica Ceca, eravamo lì, in Ungheria, no? Non era possibile tollerare, e la Sardegna, anche qui la storia della Sardegna contemporanea va riscritta e alcuni giorni la stanno riscrivendo. La Sardegna va collocata nelle strategie del fianco meridionale della NATO, se no non si capisce nulla, di quello che è accaduto. In questi scenari strategici, quando gli Stati Uniti sono anche l'unica cassa, perché col New Deal noi eravamo il piano Marshall, noi avevamo l'unica possibilità di essere ricostruiti, venivano dai soldi americani. L'ambasciata americana aveva un tasso di sovranità degli italiani in dote di cui noi non siamo consapevoli. In questo scenario la specialità riconosciuta a queste aree ha una funzione nella strategia geopolitica e militare della NATO e dell'Italia. Non si potevano permettere situazioni di instabilità che minacciassero l'unità nazionale in queste regioni. Le regioni a statuto speciale nascono così. Il resto del paese deve aspettare gli anni 70 per vedere le regioni. Deve aspettare gli anni 70. E qui succede una cosa interessante che non viene mai messa in relazione. Quando la guerra fredda espelle il PC dal governo nel 1947, il PC, che fino allora è stato un partito fortemente ostile al regionalismo, comincia una riflessione sulla necessità del cosiddetto decentramento amministrativo, perché capisce che se si ha a livello centrale una democrazia sostanzialmente bloccata, ed è stata bloccata fino all'89,
dove era il luogo di formazione di una classe dirigente, dove gli interessi che il PC rappresentava poterono trovare progressiva espressione e traduzione in azioni concrete nelle autonomie locali, e lì trovava un fortissimo alleato nella Democrazia Cristiana che aveva puntato molto sulle autonomie locali, sia perché era erede del notabilato locale, sia perché era ormai diventato un partito di massa e doveva promuovere nuova classe dirigente. Ma questo processo si conclude solo negli anni 70. L'elezione dei primi consigli regionali nel 68, poi si parla di prima regionalizzazione nel 1970. Sembra che noi siamo abituati a pensare che la regione sia sempre esistita, sono creature recenti, sono creature relativamente recenti, no? Voi potete dire invecchiate velocemente, questo è un altro paese. Però io vorrei anche farvi notare una cosa. Gli anni 70 sono anche anni terribili per l'Italia, perché sono gli anni del terrorismo. E in qualche modo, guardate, l'accordo che porta tutta la fascia che ratifica il fatto che il Partito Comunista Italiano sia fortemente rappresentato nell'Italia centrale, diciamo Toscana, Emilia, Marche e compagnia, anche se lì c'è una presenza del Partito Repubblicano. La Democrazia Cristiana fosse fortemente rappresentata negli attuali territori di forza della Lega, cioè il Veneto, il Trentino, il Friuli, eccetera, eccetera. Nella architettura delle regioni favorì fortemente il fatto che l'Italia reggesse il duro scontro che negli anni 70 ha proprio a livello internazionale, perché gli anni 70 sono gli anni anche in cui il riarmo è notevole. Sono stati anni duri che arrivano fino alla dislocazione dei missili in Sicilia, perché la Russia li aveva dislocati lungo la sua frontiera occidentale. In Italia le regioni consentono questa integrazione e si arriva all'unità nazionale contro il terrorismo. Ricordatele queste cose, cioè la storia dell'amministrazione non è una storia neutra rispetto allo scontro politico di una nazione, né rispetto alle dinamiche internazionali. Non lo è minimamente. In questo quadro però, guardate, non è particolarmente innovato il sistema napoleonico, perché abbiamo sempre a che fare con uno Stato unitario che delega funzioni. La titolarità della sovranità è dello Stato. Cosa accade dopo l'89? Faccio in fretta, non pensate che ci mettiamo. Dopo l'89 vorrei farvi notare una cosa. Dopo l'89, cioè dopo la caduta dell'impero di Berlino e la crisi dell'Unione Sovietica, lungo la frontiera est dell'Europa sono nati 11 stati. 11 stati. Le 3 repubbliche baltiche, la Bielorussia, l'Ucraina. L'Ucraina è una potenza atomica, Cioè noi li consideriamo scartine. Molti della mia generazione non lo sanno che l'Ucraina è uno Stato. Non lo sanno. La Bielorussia non lo sanno. Sono nazioni. La Repubblica Ceca, la Repubblica Slovacca, perché erano unite prima, poi abbiamo tutti i Balcani. La Slovenia ha 1.800.000 abitanti. Lo dico a quei sardi che pensano che noi non possiamo essere uno Stato dove siamo pochi. La Slovenia, 1.800.000 abitanti. E così di seguito quelli dei Balcani li conoscete bene.
Perché nascono questi stati? Perché l'aveva raccontato benissimo Brzezinski, perché la NATO ha approfittato della crisi della Russia per fare una cintura intorno alla Russia, al di là di tutte le fesserie che si dicono intorno. E non a caso rapidamente la Polonia, l'Ungheria sono entrati nella NATO. Perché? Perché i servizi, i centri studi degli Stati Uniti, che guardate, non è che le scrivono segretamente queste cose, le scrivono, si trovano anche in internet, scrivono, non sono segreti, stanno dicendo, guardate che le materie prime della Russia non possono non progressivamente mettere in una condizione di dipendenza gran parte dell'Europa. Il gas, noi ce ne siamo accorti quando hanno bisticciato sul gas, no? Ma noi siamo dipendenti, noi e la Germania siamo fortemente dipendenti dal gas russo, e quando si dipende per l'energia si dipende anche per altro, e questo vale per tante altre cose. La NATO subito dopo l'89 crea il comando per cambiare la sua, vuol dire, ma dobbiamo parlare degli enti locali, ma non si capisce niente se non si alza la testa, è come giocare a pallone, se uno si guarda solo i piedi non vede dove sono gli altri. Se noi parliamo del nostro comune e non alziamo la testa, non capiamo. La NATO ha cambiato strategia, la NATO ripubblica i suoi cambiamenti di strategia, in Sardegna non li legge nessuno, ma lui ripubblica, la NATO ripubblica. La NATO ha cominciato a dire no, non basta più che io sia una alleanza che difende gli alleati nel territorio, nel loro territorio, no? Comincia con Carter a dire ma gli interessi dei miei alleati ormai non si localizzano nei territori dei confini nazionali, ma sono fuori. E i miei interessi strategici riguardano l'energia, riguardano chiaramente la salute, la difesa, bla bla bla. Il comando militare che ha gestito la prima guerra del Golfo è stato creato da Carter. Oggi la NATO annovera ormai partnership per 29 paesi e comincia, guarda caso, a far nascere sovranità piene intorno ai soggetti potenziali della competizione globale. Ha fatto una cintura di stati intorno alla Russia e progressivamente sta stringendo rapporti con stati che sono dislocati anche oltre l'area atlantica. La nascita di sovranità, anche piccole, legata a strategie internazionali di confronto economico e di confronto militare. Questo cambiamento di quadro ha una ripercussione in Italia. La fine della guerra fredda produce un grande cambiamento. È chiarissimo che con la guerra fredda in atto mani pulite non ci sarebbe stato. Non ci sarebbe stato, no? Ma che è stato il grande scossone, no, che ha poi portato a quello che noi conosciamo. Però è sintomatico che dopo la fine della storia bloccata d'Europa, mettiamola così, anche in Italia iniziano dei grandi cambiamenti e iniziano prima a Costituzione invariata. E iniziano prima anche, diciamo, proprio nel mondo degli enti locali. Prima riforma, la 142 del 90, che cambia la vita amministrativa del comune, non è che non la cambia, è una grande innovazione. Revisione degli statuti, eccetera, eccetera. Ma poi ce n'è un'altra,
che comincia a toccare ciò che poi riguarda, che a voi interessa sulla statutaria. Sulla statutaria vorrei non parlare tanto perché veramente ho idee mie, mettiamola così. Vediamola così. No, guarda. Ora, con la legge 81 del 93 cambia moltissimo di ciò che noi eravamo abituati a vivere nei paesi. Chi si è formato come me in questa zona degli anni 70, dei licei, e si ricorda che c'erano i consigli comunali di quel tempo, erano consigli comunali caratterizzati dal proporzionalismo e quindi dalla rappresentanza, dal testo un voto. Tutti i partiti venivano più o meno, riuscivano ad arrivare nei consigli comunali e si riproducevano nei consigli comunali quelle dinamiche di partecipazione democratica che noi vedevamo nel Parlamento nazionale, talvolta inconcludenti, però sono anche state grandi palestre di grandi uomini politici, di Nino Carci, ma anche di Mario Pani. Mario Pani in quel contesto diventa un uomo politico nazionale, no? Però i consigli comunali risentono delle luci e delle ombre del parlamentarismo che noi abbiamo vissuto negli anni della guerra fredda, dove occorreva discutere molto per non fare la guerra civile. La gente si dimentica che sì, i governi erano instabili, è vero. I parlamenti irrisosi, è vero, ma gli italiani non hanno conosciuto la guerra civile durante la guerra fredda, nonostante ospitassero il partito comunista più forte d'Europa. Perché? Perché hanno fatto politica, perché hanno affidato alla mediazione, alla rappresentanza. Così accadeva anche nei paesi. Ne andava a discapito di che cosa? Della efficienza del governo. Le decisioni erano lente, bisognava mediare tutto, eccetera, eccetera. Non c'è più lo spazio per questo, occorre decidere in fretta. Nel 93 abbiamo l'elezione diretta dei sindaci. Grande innovazione introdotta anche con il referendum, disegno, eccetera. Cambia molto la vita democratica dei paesi. Cambia moltissimo, anche oggi lo si vede. Cioè la percezione che ha la gente è che è importante eleggere il sindaco, non eleggere i consiglieri comunali. L'importante è la giunta, che però è un organo monocratico allargato, perché le deleghe le dà il sindaco e le revoca. È vero che se nomina consiglieri, poi se dice che i consiglieri lo buttano giù, però sono sempre state poche le amministrazioni che sono andate in crisi prima della fine del mandato con l'elezione del diretto del sindaco. Per cui abbiamo un'innovazione, le decisioni aumentano, cioè aumenta la capacità decisionale dei comuni, ma diminuisce il livello di partecipazione. Voi direte, vabbè, ma era necessario. Certo, ma parallelamente, per esempio in Sardegna, diminuisce anche il livello di controllo sulla attività della giunta. Oggi se una giunta commette un abuso nei confronti di un cittadino, il cittadino ha solo il TAR per reagire. Prima aveva diversi livelli, c'era il consiglio comunale che ti dava la giacca al sindaco, lo costringeva. Il consiglio comunale è ostaggio del sindaco, perché se contesta il sindaco si dimette e crolla tutto. Il livello di contenzioso che c'è oggi nei tribunali amministrativi è altissimo. Perché? Perché è diminuita la difesa dei diritti del cittadino rispetto all'amministrazione. L'amministrazione è molto più forte, ma molto più forte. Però probabilmente, io non voglio essere, voi sapete come la penso, su altri livelli, io ho la sensazione che c'è qualcosa da cambiare, che bisogna riequilibrare il rapporto tra consiglio e sindaco, perché molti sindaci si trasformano in piccoli reucci di paese che non sono ciò di cui noi abbiamo bisogno. È affidato alla sua sensibilità essere capace di creare rete oppure essere un dominus che vive dell'estetica del decisionismo. Ma i paesi ne stanno risentendo di questo. E guardate, l'elezione diretta puntava a rompere
il sistema lobbistico che si insinuava nei partiti, no? Nei partiti c'erano quelli che si creavano anche costruttori, altro, che avevano rapporti con le correnti. Oggi basta avere rapporti col sindaco. Ma non è che è venuta meno l'attività lobbistica, anzi, accidenti. No? Si dice ma c'è l'autonomia dell'amministrazione rispetto alla politica. Non è vero, è una finzione. Perché il funzionario che fa il funzionario dello Stato rispetto alle leggi e tiene la schiena dritta, spesso si trova in grandi difficoltà. Cioè il funzionario che dice tu dammi l'indirizzo politico, poi il come lo decido io, è sempre più in difficoltà. Perché c'è una tendenza a dire, per esempio la tendenza dello spoil system, io mi scelgo i funzionari che voglio. Se io mi scelgo i funzionari che voglio, il funzionario non è autonomo, non lo è. E se prima poteva abusare, adesso c'è un abuso al contrario. Poi che cosa accade in Italia, sempre a Costituzione vigente? Poi abbiamo le leggi Bassanini, sono diverse. Le leggi Bassanini cominciano a inserire di due principi che sono nella Costituzione, ma che sono quelli di sussidiarietà e adeguatezza. Ve ne avranno parlato in tanti, ma non credo potete riprendere, no? Sono conosciuti. Funzionano le leggi Bassanini? In parte hanno chiaramente semplificato e avvicinato i livelli di decisione e di controllo ai cittadini. Ma soprattutto per la spinta della Lega e intorno all'inizio del 2000, cioè con la fine di una legislatura con il governo Prodi, che si tenta di dare una risposta alla spinta delle regioni del nord che addirittura arrivarono a parlare di secessione sul cosiddetto federalismo. E noi abbiamo due riforme, di cui la più importante è quella della legge 3 del 2001, che cambiano gli articoli 117 e 119 della Costituzione. In che cosa cambiano? Viene definito quali sono le competenze dello Stato e tutto ciò che non è dello Stato e della Regione, o al contrario, come sostengono alcuni, che il processo è stato informato al contrario, con un ampliamento delle competenze tipicamente regionali. E in più, cosa che ha inciso moltissimo nelle ultime elezioni regionali, si cambia la legge elettorale e la forma di governo delle regioni, con una legge approvata a Parlamento quasi in chiusura, per cui si dice le regioni eleggono direttamente il Presidente della Regione e il rapporto tra il Presidente eletto e il Consiglio regionale è quello della formula latina simul stabunt simul cadent, cioè se staranno insieme cadranno insieme, per cui se il Presidente si dimette cade anche il Consiglio. Questo accade con la riforma del 2001 e si attua in Sardegna nel 2004. È un cambiamento che attiene prevalentemente, come vedete, alla forma di governo e poi alla legge elettorale. In ragione di questo, e mi avvio a concludere, in ragione di questo, in questa legislatura si affronta il problema della cosiddetta legge statutaria. Per molti non è chiara la distinzione tra statuto e statutario. Lo statuto definisce i principi e il rapporto tra la Sardegna e lo Stato. La statutaria disciplina il funzionamento degli organi della Regione Sardegna, degli organi principali. Non è una legge, lo statuto deve essere votato dal Consiglio regionale e votato dal Parlamento e diventa legge costituzionale. La statutaria è una legge a maggioranza rinforzata, cioè deve essere votata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto del Consiglio regionale. E così è stato.
può essere sottoposta al referendum, noi l'abbiamo sottoposta al referendum, qui si aprono le polemiche, noi riteniamo di averlo vinto e altri ritengono invece che l'abbiamo perso, e il referendum hanno vinto i no, ma ci saranno occasioni semmai per parlare. La statutaria cosa dice? Dice quali sono i poteri del Presidente della Giunta, quali sono i poteri del Presidente del Consiglio regionale, quante firme servono per svolgere il referendum, quali livelli di garanzia ha un cittadino rispetto a una decisione assunta dalla Giunta regionale. È una legge molto importante. Disciplina il conflitto di interessi, o meglio, a mio modo di vedere non lo disciplina affatto, la regola è l'unica legge in Italia che lo consente, però anche qui quando verrà il professor De Muro vi dirà che invece lo disciplina benissimo. Ecco perché su temi del genere occorrerà confrontarsi a più voci, perché se no diventa... L'idea era di farla più voci, c'era la disponibilità degli altri per la stessa data. Sì, ma io allora non voglio abusare, la mia posizione è no, non credo sia da riepilogare. Io invece credo che sia importante capire ciò che ci sta arrivando addosso col federalismo fiscale. Questo va capito bene. Perché guardate, in Italia si parla di federalismo, ma non siamo in un regime federalista. Assolutamente. Siamo in una forma di regionalismo spinto, ma non siamo in una forma federale. Io, per esempio, mi sono convinto che la Sardegna deve rivendicare livelli di statualità, cioè deve rivendicare una piena sovranità, deve rivendicare una sua indipendenza e negoziare semmai il livello di integrazione europea, lo dico meglio. Oggi le funzioni sovrane tipiche sono la difesa, la moneta, la giustizia, no? Bene, se voi ci pensate, tutte queste tre ormai non sono in capo al governo italiano. La difesa la fa Bruxelles, la politica estera la fa Bruxelles, la moneta la fa Bruxelles o Francoforte, grazie a Dio, cioè va bene. Le regole del mercato, della concorrenza, della disciplina dello sviluppo economico le fa Bruxelles. Io non capisco perché io debba godere di una sovranità di terzo livello. Preferisco delegare queste funzioni sovrane direttamente a Bruxelles e godere di una piena sovranità che mi consenta per esempio di disciplinare cosa fare dei miei litorali, cosa che voi sapete oggi noi non possiamo fare. Benissimo, però è un inciso. Perché dico che non siamo in un regime federale? Perché i federalismi sono di due tipi. Il federalismo associativo, io sono titolare di sovranità, come sono nati gli Stati Uniti d'America, come è nata la Confederazione Elvetica. Decidiamo di che cosa mi privo per il governo federale. Per il resto io rimango sovrano e esercito la mia sovranità. Questo è un federalismo associativo ed è il vero federalismo. Il federalismo devolutivo, cioè io sono titolare di una sovranità ma capisco di doverla devolvere, si traduce sempre, si sta traducendo in forme di decentramento amministrativo, la devolution inglese, ma molti parlano del Galles. Il Galles ha ancora il ministro per il Galles, non so se rendo l'idea, cioè è ancora Londra che decide. Ciò che ha ottenuto la Scozia è una regione a statuto speciale, guardate. L'altro giorno io sono stato intervistato da una ricercatrice di Edimburgo che dice obiettivamente ciò che ci ha dato Londra è poco meno dello statuto speciale della Sardegna. No, eppure siccome è successo in Inghilterra, avete visto il Parlamento scozzese, è quasi nulla. Il nostro federalismo è un federalismo che è sostanzialmente un decentramento e badate, si è concentrato sulla questione fiscale. Si è concentrato lì. Allora, che cosa prevede il disegno di legge del governo? Ed è perché io penso che sia molto pericoloso per noi, molto. Dice, regioni, comuni, province hanno una loro autonomia fiscale. Questo lo dice ormai la riforma della Costituzione.
Adesso andiamo nel merito. Quali sono le entrate? Le entrate sono compartecipazione all'IRPEF e all'IVA, imposte nazionali ma che hanno una realtà regionale, l'addizionale IRPEF, tributi propri. Queste sono le tre entrate. Va bene? In ragione di queste tre entrate, le regioni si pagano sanità, istruzione, funzionamento degli enti locali, trasporto pubblico locale. Trasporto. Ci siamo. Come si parametra istruzione, sanità, tutta questa roba? Non secondo la spesa storica, ma secondo il costo standard, cioè secondo il costo del servizio nella regione più virtuosa, leggi o Emilia o Veneto, finiamo lì, no? Qui c'è già una fregatura. Qui c'è una fregatura. Perché se decidiamo il costo uguale per tutti, prima le condizioni di partenza devono essere uguali per tutti. E non lo so. Non lo so. E Giorgio Macciotta ha pubblicato diversi articoli per dimostrare che il rapporto tra ciò che lo Stato ha investito in istruzione, sanità, eccetera, eccetera, in Lombardia e ciò che ha investito nel sud è a favore della Lombardia di percentuali oltre il 60%. Si vuol dire sì, ma lì c'è X popolazione, sì, ma se tu poi mi parametri sul costo standard e io non sono stato messo alla pari degli standard nazionali, come faccio a garantire ciò che la Costituzione prevede di essere garantito per tutti in tempi uguali? Primo elemento. Sul costo standard si può accettare solo se c'è un riequilibrio. Secondo, noi abbiamo fatto l'accordo sulle entrate dell'IRPEF e dell'IVA nella finanziaria 2007, negoziato nell'inverno del 2006, quello che ci garantisce 9 decimi, 7 decimi, eccetera, eccetera. L'abbiamo fatto quando la partita del federalismo fiscale non era così avanzata e abbiamo accettato dal governo di pagarci interamente la sanità, di pagarci quota parte, di pagarci la continuità territoriale, che è un'assurdità, ma adesso non stiamo a fare politica. Se ci viene addosso il funzionamento delle scuole e il funzionamento degli enti locali, noi abbiamo limitatissimi margini di manovra. Cosa intendo dire? Noi abbiamo delle compartecipazioni all'IVA e all'IRPEF così alti, 7, 9, rispetto a quello che avranno le altre regioni, si parla intorno, andando bene al 46% gli altri, che legittimamente ci diranno: ma scusate, voi avete le più alte partecipazioni, fate da soli. Ma non possiamo realmente farlo. Io sono per far da soli, ma per far da soli complessivamente, ma ne parleremo se ne avete voi. Io sono convinto che se noi fossimo uno Stato faremmo meglio da soli, però è un altro paio di maniche. Il problema che ci verrà seriamente addosso al termine del percorso è che sostanzialmente noi non avremmo mai il potere di decidere fino in fondo, e il segnale è arrivato subito. Nella stessa finanziaria 2007, che ci prometteva i soldi dal futuro, il governo ha detto: in via sperimentale decido io quanto devi spendere all'anno, e ci ha imposto 3 miliardi e 300 milioni. Noi in Consiglio regionale ci scanniamo, si scannano perché a noi che facciamo proposte diverse non ci fanno toccare palla, però tra di loro si bisticciano chi può decidere, per un bilancio di 9 miliardi e 700 mila euro. Però il governo Prodi